Ma poche cose. L'iniziativa di visitare, di andare a fare un'iniziativa in ogni comune, in ognuno dei 581 comuni del Veneto, sta nel solco delle cose che abbiamo presentato settimana scorsa qui a Padova. Sostanzialmente un forte radicamento del nostro partito e della coalizione centrosinistra nei territori, andando a cogliere gli aspetti anche nei paesi, diciamo, più sperduti, agganciando però la locomotiva Veneto, locomotiva che è un po' in difficoltà dal punto di vista socio-economico, al resto del paese. Quindi non un'operazione di isolamento come il centrodestra ci ha abituato, ma un'operazione di esaltazione, di valorizzazione per legarla a tutto il progetto del paese. Direi che il motivo forte di questa campagna elettorale per quanto riguarda questa regione deve essere questo: riconoscere la specificità del Veneto, ma non isolarlo, ma contribuire a portarlo ad essere uno dei motori fondamentali del nostro paese. Mi pare che, come è stato ricordato, le candidature, il progetto, il programma, il lavoro che Bersani e tutto il gruppo dirigente ha fatto in questi anni vada esattamente in questa direzione. Sta a noi adesso ovviamente cogliere il consenso da parte dei cittadini per trasformarlo in vittoria. Tanto più che questo avviene in un momento particolarmente importante. Avete ricordato giustamente in questi giorni che il PD e il centro-sinistra sono in una fase competitiva nel Veneto, ed è una novità politica rispetto alle scorse tornate elettorali politiche. Direi che questa convinzione che abbiamo è supportata non soltanto dai numeri, che sono fondamentali, ma è supportata soprattutto da come il centrodestra sta approcciando a questa campagna elettorale. Siamo abituati a guardare in casa nostra e non a guardare in casa d'altri, però non possiamo non riconoscere che sia le candidature della Lega sia le candidature del PDL molto probabilmente provocheranno uno ulteriore smottamento all'interno di quelle forze. Vi sono aree politiche all'interno della Lega che non sono state rappresentate, vi sono delle candidature all'interno del PDL che non rappresentano i territori perché sono, a differenza di quello che è avvenuto per il PD che è andato dall'alto. Ci sono anche dei misteri, diciamo, autorevoli imprenditori veneti che si trovano in seduta candidati in un'altra regione, poi smentiscono, cioè voglio dire, è francamente direi imbarazzante, ma ripeto, noi siamo abituati a guardare in casa nostra. Quello che abbiamo potuto verificare è un partito in salute, abbiamo già fatto praticamente le assemblee in tutte le federazioni provinciali, oltre che quella regionale, e siamo in una tenuta di combattimento, consapevoli della partita che c'è in palio, consapevoli delle difficoltà che ci sono, ma allo stesso tempo consapevoli anche che questa volta ci giochiamo una partita fondamentale per governare questo paese, governare questa regione all'interno di questo paese. Quindi cominciare a dare quelle risposte che in questi anni sono mancate e che il nostro partito, credo, realisticamente, senza spocchia, è in grado di dare, perché guarda le persone all'altezza degli occhi e soprattutto, credo, è in grado di comprendere fino in fondo il disagio che anche questi territori in questo momento vivono dal punto di vista sociale e dal punto di vista